in punto, buongiorno Sicilia, come sempre l'appuntamento del mattino, tanta informazione, la lettura della rassegna stampa e tanti ospiti con molti argomenti interessanti. Invito a rimanere con noi in questa nostra mattinata insieme, lo dico io, ma lo dice anche la collega Emanuela Corsi. Buongiorno Emanuela. Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti voi. E allora tra poco con Emanuela la rassegna stampa, ma apriamolo subito il ping pong con Emanuela, partendo invece dal nostro servizio sulla vicenda che riguarda le stragi del 92, perché la procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta, il dossier Mafia e Appalti. Sentiamo. Non ci fu una relazione diretta fra il dossier Mafia e Appalti e quelle indagini e le stragi del 92 a Palermo, in particolare la bomba di Capaci e quella di Via D'Amelio, costate la vita agli magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte, 8 in tutto. O quantomeno, se questa relazione ci fu, non ci sono elementi investigativi in grado di dimostrarlo. È un vicolo cieco dunque la pista del cosiddetto papello e delle indagini condotte sul dossier Mafia e Appalti, un'inchiesta parallela contro ignoti, guidata dalla procura di Caltanissetta fra le tante indagini svolte su quella stagione di stragi. Per questo motivo, scaduti tutti i termini di indagine, la procura nissena ha chiesto l'archiviazione del fascicolo. Sulla richiesta adesso dovrà pronunciarsi il GIP di Caltanissetta, che potrà archiviare come richiesto oppure ordinare un supplemento di indagini se rileva che ci sono elementi non ancora scandagliati del tutto. Parallelamente proseguono comunque i processi e le ulteriori indagini su tutti gli altri filoni riguardanti la mafia, ma anche i depistaggi e l'eventualità che a metterli in pratica siano stati servizi segreti deviati. Sì, qui i nostri servizi. Emanuela, naturalmente, insomma, l'eco è sui giornali. Sì, vediamo la Gazzetta del Sud di oggi e leggiamo stragi di Capaci e Via D'Amelio. Procura scarta la pista degli appalti. Vediamo un attimo se la regia riesce a fare vedere appunto la pagina della Gazzetta del Sud. Intanto leggo: i pubblici ministeri di Caltanissetta chiedono l'archiviazione. Resta invece aperta l'indagine a carico degli ex magistrati Giuseppe Pignatone, Gioacchino Natoli e del generale della finanza Stefano Screpanti. Si continua a indagare su massoneria, servizi segreti deviati e sulla scomparsa naturalmente dell'agenda rossa di Borsellino. Leggiamo nell'articolo: nei mesi scorsi i magistrati avevano chiesto anche l'archiviazione del filone sulla cosiddetta pista nera. L'istanza è stata respinta per 2 volte dal GIP. Contro l'ultima decisione del giudice pende ricorso in Cassazione per abnormità del provvedimento. E poi vediamo ancora: la procura di Caltanissetta ha quindi chiesto l'archiviazione di uno dei filoni che era stato aperto contro ignoti, perché alcuni dei mafiosi sospettati nel frattempo sono morti nel fascicolo per il quale viene chiesta l'archiviazione. I pubblici ministeri hanno indagato per associazione di tipo mafioso e per strage commessi in concorso. Rimangono aperti ancora filoni proprio oggi, altri filoni proprio oggi. Proseguirà in Commissione Nazionale Antimafia l'audizione del procuratore Salvatore De Lucia. Andiamo a vedere anche la Sicilia di oggi, stragi del 1992, chiusa in 400 pagine l'indagine sul filone Mafia Appalti. Oggi il procuratore appunto De Luca in antimafia per la terza audizione. E allora noi adesso cambiamo pagina, cambiamo argomento e purtroppo ne parliamo praticamente ogni giorno da quando è accaduto, perché la strage degli operai a Palermo, i 2 morti a Palermo, rappresentano certamente un punto sul quale non si può pensare di far finta di niente e di andare avanti. Sono state eseguite le autopsie, la morte per una caduta violenta. Queste insomma sono le prime analisi delle autopsie e da ieri i lavoratori sono in assemblea nei cantieri. Ci sono iniziative dei sindacati per affrontare questo tema di sicurezza per quello che è stato definito un omicidio. Sentiamo.
Morti per il forte impatto dello sbalzo dal cestello per il cedimento del braccio della gru, facendo un volo di circa 30 metri. È l'esito dell'autopsia sul corpo dei 2 operai morti per il crollo della gru in via Ruggero Marturano venerdì scorso a Palermo. Secondo la prima ricostruzione della squadra mobile, Najai Jaledin, tunisino di 41 anni, e Dani Luc Tiberi, romeno di 51, stavano lavorando sulla ristrutturazione del balcone all'ultimo piano di questo palazzo. Il cedimento del braccio di questa gru li ha sbalzati dall'altezza di circa 30 metri. La polizia scientifica sta facendo una ricostruzione in 3D dello stato dei luoghi, analizzando la gru, la tettoia del negozio di pneumatici, l'altezza del palazzo e la distanza tra il mezzo e il punto in cui gli operai stavano lavorando. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, iscrivendo sul registro degli indagati il titolare della ditta e il committente delle opere edili, proprietario dell'appartamento dove era in corso l'intervento. Intanto si sono svolte le prime assemblee dei lavoratori edili dopo la tragedia sul lavoro nei cantieri principali della città, come l'anello ferroviario, il raddoppio ferroviario di Castelbuono, il collettore fognario. I sindacati hanno coinvolto diverse centinaia di lavoratori per interrogarsi sul tema della sicurezza e sulle condizioni di lavoro nei cantieri. Emerge fuori un tema devastante, cioè l'organizzazione dei cantieri sostanzialmente in questa città, che si fa senza una rete di controlli e di anche presenza da parte della pubblica amministrazione che rispetto a questa anche tipologia di interventi debba vigilare e controllare. È davvero un fatto gravissimo, se ne parla naturalmente anche oggi sui quotidiani. Emanuela. Vediamo sulla Sicilia operai morti e tema sicurezza, la mobilitazione nei cantieri. I sindacati via alle assemblee, ieri autopsia dei 2 lavoratori precipitati dalla gru, e qui vediamo la foto appunto del luogo teatro di questo ennesimo incidente mortale sul lavoro. Le sigle si confrontano con addetti e maestranze dell'anello e del raddoppio ferroviario, come sentivamo anche nel nostro servizio. C'è forte preoccupazione. E adesso cambiamo decisamente argomento. Ieri una folla di studenti ha ascoltato appassionata le parole di Jovanotti. Jovanotti a Palermo ha incontrato appunto gli studenti dell'università. Tra le frasi l'Europa deve guardare al Mediterraneo e poi una vera e propria dichiarazione d'amore alla Sicilia. Sentiamo. Questo è l'ombelico del mondo, l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo, o almeno dell'Europa, secondo Jovanotti potrebbe benissimo essere la Sicilia. Sono un fan di quest'isola, dice il cantautore durante l'incontro con 400, ma le richieste erano 6.000, studenti dell'Università di Palermo. Jovanotti sottolinea di avere molti amici in Sicilia e di essere dell'avviso che l'Europa come idea culturale, sociale e politica debba guardare al Mediterraneo come suo centro solare e radice profonda. Salito in cattedra nell'aula magna del Dipartimento di Scienze Economiche con lo stesso volto da ragazzino, nonostante i suoi 59 anni, la barba incolta e il cappellino di traverso, immagine che ne ha fatto un'icona pop degli anni 90, Jovanotti ha parlato di musica dialogando con l'etnomusicologo Sergio Bonanzinga. Io non so cos'è che rende, che fa sì che una canzone hai voglia di risentirla o che un film ti commuove. Se sapessi cos'è lo farei continuamente, cioè se ci fosse una formula. Invece succede una cosa nel mio lavoro, anche che tu pensi di aver trovato una chiave, apri quella serratura, poi la usi la seconda volta e quella chiave non funziona più. Le note, gli strumenti, la voce come forza di unione e potenza di comunicazione. Quanto la musica ha questo potere di essere anche una macchina del tempo e di avere origini misteriose, non si sa da dove arriva quel suono lì. Poi il saluto di Mimmo Cuticchio, simbolo dell'Opera dei Pupi, e le domande degli studenti ai quali Jovanotti ha raccontato del suo libro preferito, Pinocchio, e del rock and roll amato sin da bambino. Poi la battuta: mi hanno fatto commendatore, dice, ora mi danno la medaglia della città di Palermo, il prossimo passo è che faccio il Presidente della Repubblica, meglio di no, sarei pessimo.
E del commendatore Giovanotti si parla naturalmente. Sì, e soprattutto la Sicilia oggi scrive a proposito di quest'ultima frase che abbiamo sentito, Giovanotti for President, questo è il è un titolo. richiamo evidente, Esatto. no? È un richiamo evidente. Palermo che si trasforma nell'ombelico del mondo, ricordando la sua celebre appunto canzone. 400 studenti in aula magna e altri 6.000 collegati a distanza per Lorenzo, ospite dell'Università di Palermo. Questa era la Sicilia, ma vediamo anche Repubblica Palermo che dedica un'intera pagina alla lezione di Giovanotti. Pensate a fare qualcosa, il lamento è un ostacolo. Queste le parole del cantautore, dicevamo ieri ospite all'Università di Palermo. La nuova generazione ha meno certezze ma a disposizione un mondo pieno di opportunità. Il futuro è nella tecnologia, l'intelligenza artificiale non deve fare paura. E poi a proposito della nostra terra, la Sicilia è stata la prima regione a entusiasmarsi per la mia musica. Ragazzi, state studiando nel centro dell'Europa, non in una periferia. E poi il Cunto è un rap primordiale, quella di Cuticchio è una faccia senza tempo, potrebbe venire dal futuro. Ad agosto sarà con me sul palco, ha annunciato appunto Giovanotti incontrando anche Mimmo Cuticchio. E allora il cantautore, vediamo, che ha incontrato questi studenti all'università, ha dato appuntamento in estate all'ippodromo, ospite d'onore appunto Cuticchio, il puparo. Allora, prepariamo le pagine laddove ci sono anche i titoli che riguardano il calcio, il Catania, mentre Emanuela trova questi titoli. Noi vi proponiamo il servizio di Marco Carli su questa sconfitta, la seconda consecutiva del Catania, questa volta a Crotone. Sentiamo. Catania così proprio non va. Seconda sconfitta consecutiva, primo tiro in porta dopo 75 minuti, per non parlare delle idee poche confuse e della mollezza con cui gli etnei concedono i 2 gol al Crotone. La ricetta Viali per il momento non funziona, la squadra continua a subire e non riesce a costruire. Non serve nemmeno la formazione iniziale che riporta in parte il Catania ad alcune sicurezze del recente passato, perché l'equilibrio è sostanziale, ma si capisce che il Crotone può far male se vuole e dopo qualche tentativo ecco la rete. Celli sbaglia, Vinicius imposta, Dini sventa con un miracolo su Gomez lanciato a rete, ma sulla ribattuta del portiere nessuno pulisce l'area e Gallo, in gol sempre col Catania, segna l'1-0. Ci si aspetta la reazione che non arriva, Viali cambia qualche interprete ma i rossoblù colpiscono ancora. Gallo taglia come il burro la difesa con un filtrante che mette Musso davanti a Dini, tocco sotto e gol del 2-0. Il resto è un lento protrarsi verso la fine con Caturano e Forte contemporaneamente in campo, qualche sporadica occasione, la migliore con Bruzzaniti. Viali vuole il sogno, ma per il momento da Crotone arrivano solo domande e riflessioni. E se il risultato del Cosenza sconfitto a Picerno mantiene il Catania vicino al secondo posto finale, ci si chiede, senza risposta, come la squadra vista con Picerno e Crotone possa affrontare con convinzione i play-off. Emanuela, a te. Allora, vediamo le pagine dello sport della Sicilia. Tanto spazio dedicato proprio a questo Catania. Il Catania è un incubo, altro che riscatto. A Crotone è resa totale, alla deriva, scrive il quotidiano, squadra allo sbando e senza idee. In Calabria arriva la seconda sconfitta di fila, adesso anche il secondo posto è a rischio, finisce appunto 2-0 a Crotone. Vediamo anche le parole di Viali, il tecnico rossazzurro. Viali non arretra, io non sono venuto a pettinare le bambole, servono lavoro e coraggio, non siamo stati da Catania, troppi errori tecnici e nei duelli non guardo la classifica, conta l'amore per questa maglia. Queste le parole appunto dell'allenatore. E poi ancora, mi girano le scatole dopo una partita così e non mi parlate di rivoluzioni, ho schierato una squadra con la stessa idea tattica che c'era prima che arrivassi io. Questo lo sfogo del tecnico. E poi andiamo a vedere ancora nell'altra pagina, Catania è tempo di riflessioni, ora tutti quanti sono in bilico, oggi è una giornata di decisioni, i dirigenti sono andati via ieri dallo Scida senza rilasciare dichiarazioni, ma oggi sono previsti confronti sia con il tecnico che con la squadra. E allora,
Proseguiamo Sì. naturalmente, Emanuela, queste fin qui le notizie più importanti che vi abbiamo raccontato anche tramite telegiornali, ma prosegue la rassegna stampa delle notizie regionali. A te. Sì, allora vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud. In alto Brole, gioiosa marea, ora si fa i conti, la conta dei danni dopo le fortissime raffiche di vento, ma vediamo anche le altre notizie in prima pagina. Intanto PNRR, la regione siciliana è in ritardo su tutti i fronti, deve ancora utilizzare 1 miliardo e 347 milioni dei 2 che erano a disposizione. Anche qui vediamo chiesta l'archiviazione, tramonta la pista degli appalti riguardante le stragi del 1992, la procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione del filone di indagine. Nel taglio centrale, caro carburanti, è serrata degli autotrasportatori. Da oggi sino all'11 aprile blocco dei porti commerciali e dei rifornimenti ai supermercati. Una situazione che diventa sempre più drammatica, una delle conseguenze più pesanti appunto della guerra in Iran che stiamo vivendo nel nostro territorio. E poi a Messina così verranno rimossi i bunker dalla falce, entro pochi giorni gli esiti dei sondaggi sull'inquinamento, poi la bonifica. È uno degli ecomostri appunto della città dello Stretto. A proposito di Messina, vediamo nel taglio basso e scontro sui conti, la nota dei magistrati della Corte dei Conti ha agitato le acque della campagna elettorale. Russo del PD attacca, Basile risponde, Scurria vola a Roma. Andiamo a vedere all'interno la notizia principale di oggi. Caro carburanti, scatta la serrata degli autotrasportatori siciliani. Da oggi mezzi pesanti fermi fino al 18 aprile con conseguente blocco dei porti commerciali. Il portavoce del comitato di protesta: il nostro obiettivo è non rifornire i supermercati. Vertice intanto alla Regione nel tentativo di disinnescare questo sciopero e trovare soluzioni per lo Stretto di Messina. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia e vediamo ancora sempre l'effetto del caro carburanti, ma sui traghetti razionati si arriva la stangata. Effetto caro carburanti anche sullo Stretto di Messina, al momento il traffico è regolare. Maladì di Caronte Tourist, Vincenzo Franza avvisa: se la crisi si aggravasse non si può escludere la riduzione delle corse. Ieri vertice alla Regione, mentre gli autotrasportatori minacciano il blocco da venerdì. Ancora stragi del 92, i PM archiviare i dossier mafia e appalti. E poi invece il caso Agrigento, un'altra crepa nel centrodestra, questo per quanto riguarda la politica siciliana. Ars oggi il vertice. Vediamo nel taglio centrale la foto dedicata alle Terme di Sciacca, ora o mai più, doppia offerta finalmente per il rilancio. Si parla anche di Vinitaly. In questi giorni appunto è in corso la kermesse, la manifestazione. Il vino, nuovo motore del turismo, l'isola è seconda soltanto alla Toscana per produzione di vini. Vediamo all'interno la prima pagina di Palermo e provincia. Intanto leggiamo Tari, sconti per 74.000 cittadini, agevolazioni per i contribuenti, mentre sul rincaro dell'IRPEF strappato il sì di Roma. Siamo a Palermo appunto, vediamo anche Catania. A proposito di Tari, la situazione è un po' diversa, rifiuti tra microdiscariche e tentate truffe sulla Tari, torna il clima di emergenza invece nel capoluogo etneo. E poi Corso dei Martiri, cambia ancora, arriva in città un altro architetto di grido, stavolta il toscano Marco Casamonti per la riqualificazione dell'area. Vediamo la prima pagina del giornale di Sicilia. Intanto vediamo in alto il femminicidio della palermitana Laura Papadia Spoleto, ergastolo per il marito. E poi vediamo ancora questa fotonotizia dedicata a Giovanotti, che abbiamo già visto appunto ospite dell'Ateneo di Palermo. Siete il cuore culturale dell'Europa, queste le sue parole rivolte agli studenti di Unipa. Sono un fan della Sicilia, qui ho tanti amici. Ancora, PNRR, speso solo un terzo, la mappa dei ritardi. In Sicilia è corsa contro il tempo per appunto spendere questi 2 miliardi ricevuti. E poi i 2 operai morti, controlli in via Marturano a Palermo, eseguita l'autopsia sui corpi.
Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica Palermo, apertura appunto dedicata alla serrata dei tir per il caro gasolio. Presto supermercati vuoti, gli autotrasportatori si fermano per 5 giorni, a rischio i rifornimenti alimentari, vertice alla Regione, in primo piano gli interventi per calmierare i prezzi del carburante. E poi si parla anche dell'inchiesta mafia e appalti. Ricordiamo, tra gli indagati c'è il manager, l'ex manager della regione siciliana Salvatore Iacolino. I favori di Iacolino alla boss vetro, così ricambiò il sostegno per l'elezione di Tamaio. E poi invece un altro dossier mafia e appalti legato alle stragi del 92 invece è stato archiviato. Anzi c'è la richiesta, scusate, di archiviazione. Giovanotti all'università, ragazzi non lamentatevi, queste le parole appunto del cantautore, ieri grande ospite all'Ateneo di Palermo. E poi per quanto riguarda la politica siciliana si torna a parlare di Manlio Messina, uno dei grandi sostenitori di Fratelli d'Italia fin dalle prime ore della sua nascita. Manlio Messina, che poi è uscito dal partito di Meloni, adesso fa tremare appunto il suo ex partito e sfida Schifani. Promette di aprire il telefono e svelare cosa muove chi gestisce il partito di Fratelli d'Italia, ma soprattutto è pronto a lanciare la sfida a Renato Schifani alla presidenza della regione. L'ex capogruppo di Fratelli d'Italia Manlio Messina fa partire il conto alla rovescia in vista di una conferenza stampa che terrà alla Camera dei Deputati, in cui promette di svelare retroscena sul suo ex partito e sul governatore. E poi vediamo ancora caos, liste d'attesa, esame tra un anno, poi l'ASP ci ripensa. E la storia che abbiamo raccontato anche noi di questo signore che doveva aspettare 11 mesi per una colonscopia, nonostante la situazione fosse drammatica. E poi vediamo infine nel taglio basso il piano del comune per Mondello, scatta l'operazione antidegrado. Ci fermiamo qui, Roberta, e poi torniamo tra poco. Sì, ci fermiamo, ma diamo uno sguardo alla viabilità a Catania, come facciamo sempre a quest'ora. Controlliamo un po' la situazione del traffico veicolare in alcuni snodi principali, come quello che state vedendo, l'ex Tondo Gioeni, come sempre insomma un flusso abbastanza corposo di veicoli verso Mister Bianco, ma anche nella direzione opposta. E ci spostiamo adesso sul viale Vincenzo Giuffrida, semafori rossi e lo scatto appunto delle auto in ingresso in città, come vedete davvero tante auto, ma una viabilità che si preannuncia tutto sommato fluida. Andiamo ancora avanti, eccoci qua, nessuna fluidità ma una solita congestione veicolare in questo tratto di strada. Siamo sulla circonvallazione e questo è ovviamente insomma il solito momento difficile per gli automobilisti che devono raggiungere la direzione Mister Bianco, mentre nella direzione Ognina comunque anche lì sulla rampa si vede traffico importante. E adesso cambiamo decisamente visione, la immaginavo un po' più poetica Emanuela, ma c'è insomma una velatura che non ci permette... Foschia. C'è foschia sull'Etna, comunque intravediamo ancora il manto nevoso e la visuale invece dell'Etna da Taormina non ci fa vedere decisamente l'Etna, dunque insomma sono giornate queste un po' particolari da un punto di vista meteorologico. Avevamo già inneggiato alla primavera e invece insomma siamo lì ad attendere che sbocci definitivamente. Adesso noi ci fermiamo, torniamo tra poco con la seconda parte della rassegna stampa, ai fatti nazionali e internazionali. E siamo ritornati in studio, diamo subito la linea ad Emanuela Corsi per la seconda parte della rassegna stampa. C'è un tema che sta monopolizzando l'attenzione della stampa in queste
ore, cioè l'attacco frontale di Donald Trump al Papa e la replica del pontefice. Vediamo l'apertura del Corriere della Sera. Trump, attacco shock a Leone, 14°. Il tycoon dice è un debole. Il Papa replica non ho paura, non dibatto con lui. E poi blocco navale a Hormuz voluto dagli Stati Uniti. La condanna della politica per questo attacco, dicevamo, al pontefice. Meloni da Donald, parole inaccettabili. Tajani in Libano, Israele convoca l'ambasciatore italiano. E poi vediamo ancora le reazioni oltretevere, Prevost, gli Stati Uniti e quel conclave non capito. Le altre notizie, le elezioni in Ungheria, anche queste al centro della stampa, dell'informazione. Il nuovo leader Magyar, festa e svolta al lavoro per l'Europa e ignora Donald e Putin, via al dopo Orbán, l'Italia partner chiave. Veniamo invece in Italia, vediamo a questa tragedia legata al maltempo che ha colpito il sud Italia. In Puglia esce da scuola e viene travolta da un albero a 12 anni, perde la vita questa bambina, si chiamava Alicia Amoruso, il pino sradicato dal vento, e poi un operaio è stato ucciso da un palo. Questo è il tragico bollettino appunto legato al maltempo, ma c'è anche scusate, un'altra notizia di cronaca di cui si parla, quest'uomo che è stato picchiato a morte davanti al figlio, è stato aggredito da una gang. Altri 2 minorenni tra gli indagati per questo omicidio avvenuto a Massa. Andiamo a vedere la Repubblica. Trump, oltraggio al Papa, il titolo di apertura, frasi senza precedenti in un post su Truth. È un debole e pessimo in politica estera, eletto grazie a me. Queste le parole del tycoon. Poi insiste, non mi scuso. E ancora la replica del pontefice, non ho paura di lui e non ci discuto. Proclamo a voce alta il messaggio del Vangelo, basta con le guerre. La Stampa, vediamo lo scisma di Trump, scrive la Stampa, il presidente attacca il Papa, debole e pessimo, Leone, non ho paura e non faccio dibattiti con lui. Lo sconcerto del mondo, Trump che tra l'altro aveva pubblicato sul social questa foto che è stata considerata blasfema, lui come se fosse Dio, ma poi Trump ha detto no, io volevo rappresentare un medico che guariva la gente, ma in realtà sappiamo che la verità è un'altra, e soprattutto poi questo post è stato rimosso. E poi vediamo invece in Ungheria, Magyar più Europa, basta Russia, il primo discorso del futuro premier. Von der Leyen ora accelera sul diritto di veto. Andiamo a vedere anche Avvenire, il Vangelo a voce alta. Il Papa ad Algeri chiede che le fedi siano unite per riconciliare i popoli e le nazioni. Omaggio ai cristiani martiri, e risponde pacato a Trump. Non ho paura, troppi innocenti uccisi, un'altra via rispetto alla guerra è possibile, continua a dire il Papa. E poi ancora, prova di forza degli Stati Uniti, blocchiamo noi Hormuz, una contromossa diciamo di Trump che vuole bloccare una parte dello stretto di Hormuz. Nello stretto 15 navi, resta aperto un canale di trattativa, incognite sul petrolio. E proprio questo è il titolo di apertura del Resto del Carlino. Hormuz, via al blocco degli Stati Uniti, affonderemo chi passa. 15 navi militari chiudono lo stretto, il tycoon Teheran ora vuole negoziare, dice fiammata dei prezzi, intanto l'Europa lancia il piano energia, il gas dei russi divide l'Italia. Vediamo anche le altre notizie per la cronaca. È in corso il processo a Luis da Silva, unico indagato al momento per la morte di Pierina Paganelli. Luis, dice Manuela, copre qualcuno o se stessa. E poi vediamo invece nel taglio basso si torna
a parlare di questo autista delle ambulanze che è stato accusato di aver ucciso degli anziani che soccorreva, anziani uccisi. La collega del soccorritore arrestato aveva paura, mi metto in ferie. A Forlì i decessi sulle ambulanze, 6 quelli contestati a questo 27enne. E poi questa storia orribile che racconta ancora una volta il disagio giovanile, questi ragazzini che escono e commettono delle atrocità. Papà massacrato davanti al figlio, gli indagati per l'omicidio adesso salgono a 5, 3 sono minorenni. Ammassa la suocera del 47enne che è morto soltanto per aver detto a questi ragazzi di non gettare delle bottiglie contro un locale. La suocera dice giustiziato da assassini. Ancora, vediamo il Messaggero di oggi, insulto al Papa, è il titolo principale, attacco shock di Trump, un debole, la replica, non ho paura, Meloni dice è inaccettabile. E poi si parla anche del nuovo vertice della FIGC dopo le dimissioni di Gravina. Nella Serie A un plebiscito per Malagò che potrebbe appunto sostituirlo. Il Giornale, l'antipapa, scisma di Trump contro Leone, Meloni si infuria, attacco shock, Prevost pessimo e debole, la Premier interviene e questa volta prende le distanze nette da Donald Trump e dice inaccettabile. E poi ancora, anche qui l'escalation in Iran, blocco navale statunitense su Hormuz, chi lo viola verrà eliminato. Le trattative di pace avviate nei giorni scorsi non hanno avuto l'esito sperato, la situazione resta ancora molto delicata e drammatica, abbiamo visto anche le conseguenze che sta avendo questa guerra nel resto del mondo anche in termini di aumenti, soprattutto per quanto riguarda i carburanti. Il Sole 24 Ore, vediamo intanto in alto Trump, il Papa è un debole, non mi scuso, Leone XIV gli risponde non ho paura. E poi Hormuz scatta, dicevamo, il blocco con le navi statunitensi, la FAO, rischio catastrofe alimentare, adesso è questa l'emergenza principale, prosegue il dialogo intanto tra Stati Uniti e Iran senza fertilizzanti pesanti, impatti sui raccolti agricoli, allarme delle imprese per la carenza di materie prime e per i rincari dell'energia. E poi vediamo invece la foto di Ursula von der Leyen che dice patto di stabilità, no alla sospensione per la von der Leyen, non ci sono le condizioni, queste appunto le parole del Presidente della Commissione europea. Vediamo ancora appalti senza gara, faro ANAC su affidamenti vicini alla soglia, Busia, frazionamenti artificiosi per dribblare le procedure competitive. In aumento gli affidamenti diretti di servizi e forniture tra il 2023 e il 2024 che fanno scattare l'allarme dell'ANAC. Secondo un dossier appunto dell'anticorruzione, gli affidamenti senza gara tendono a concentrarsi appena sotto i limiti ora, 140.000 euro per evitare le procedure competitive con un effetto spezzatino per dribblare quindi le gare. Secondo Giuseppe Busia, presidente ANAC, sono numerosi i casi di frazionamenti artificiosi proprio per ovviare, diciamo, a quelli che sono poi quelle che sono le procedure previste dall'anticorruzione. Vediamo il Fatto Quotidiano. Trump si crede il Papa, è fuori controllo, scrive appunto il Fatto. Leone pessimo, non mi fa paura, replica il pontefice, e Meloni che condanna tardi, è inaccettabile. Prevost, continuerò a dire no alla guerra. Donald cancella un meme blasfemo che purtroppo abbiamo visto. E poi Hormuz, blocco navale, Stati Uniti suicida. Questo il sommario di oggi. Vediamo Libero, scontro Chiesa impero, veramente sembra di tornare indietro nei secoli, ai tempi dell'imperatore, insomma, dell'impero e del papato. La verità su Trump e il Papa, gli intrighi vaticani dietro l'assalto della Tycoon, sono in corso manovre per influenzare Leone e spostare il voto cattolico americano verso i Dem. Da qui la sfuriata di Donald. E poi Meloni, dal presidente statunitense parole inaccettabili
e a sinistra si scoprono tutti chierichetti. Questo è il commento anche di Libero. E poi vediamo la foto dedicata a Ilaria Salis per quanto riguarda le elezioni in Ungheria, che hanno visto la sconfitta di Orban. Il regime ungherese è caduto, bene, ora Salis si faccia processare. Ricordiamo che lei era stata arrestata proprio in Ungheria durante una manifestazione, durante una protesta da quando ancora era presidente Orban, l'anarchica. Non mi sento ancora sicura, e intanto pubblica questa foto con questo messaggio: goodbye forever Mr. Orban. Ancora vediamo le ultime due prime pagine velocemente, Roberta. La Verità, Trump che si crede Gesù Cristo, appunto, con questo meme che è stato considerato da tutti blasfemo. E poi il dopo Orban è meglio di Orban. In Ungheria cambiano i musicisti, non lo spartito. La sinistra è rimasta priva di rappresentanti nel Parlamento di Budapest. Infine vediamo il manifesto che titola Il papocchio, facendo vedere appunto Donald Trump, che ha attaccato in maniera è stato condannato da tutto il mondo per queste parole contro il Papa. Il Tempo sceglie lo stesso titolo, Il papocchio. Bene, grazie Emanuela. Sarà praticamente un tutt'uno con questa finale di rassegna stampa, quello che poi si preannuncia come il nostro primo collegamento di oggi, perché avremo il piacere di sentire su questa tematica le parole di Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, su quello che è stato definito davvero un oltraggio al Papa e su quello che i giornali hanno titolato assolutamente in tutto il paese. Ci fermiamo per una pausa brevissima e torniamo subito direttamente con l'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna. A tra poco. Tornati a Buongiorno Sicilia, l'avete sentito nella nostra rassegna stampa, lo sdegno del mondo per le parole di Trump rivolte a Papa Leone, il primo Papa americano della storia, un Papa definito debole per quanto riguarda il rapporto con la criminalità e assolutamente pessimo nella politica internazionale. C'è in un giornale una foto che è l'emblema probabilmente poi di quella che poi è stata anche la risposta di Papa Leone, un Trump con la bocca aperta come a gridare, e l'immagine serafica serena di Papa Leone a contrasto con questa fotografia. Il Papa dice: io non ho paura dell'amministrazione Trump, tutto questo prima di volare peraltro per l'Algeria. Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui. Ringraziamo Monsignor Luigi Renna, che con le sue parole, che in realtà sono delle parole legate al Vangelo secondo Luca, riesce a tracciare una linea perfetta di quella che può essere considerata come una forma di persecuzione attraverso il disprezzo. È stato proprio questo che è accaduto, Monsignor Renna? Ecco, io ho premesso quella frase del Vangelo secondo Luca per dire che la persecuzione può avvenire in tanti modi, anche oggi, non semplicemente condannando a morte qualcuno come è accaduto per i martiri, come accade ancora in tante parti del mondo, ma semplicemente disprezzando quello che sono posizioni evangeliche. Sono posizioni politiche in senso lato, perché il Vangelo ci invita ad incarnarci, ad entrare nella vita della città, ma naturalmente con posizioni che non possono essere quelle di una violenza e di una politica distruttiva. Il Vangelo invita a dialogare, invita a guardare nel nemico una persona con la quale riconciliarsi e non a dichiarare una guerra senza quartiere. Quello che colpisce nelle espressioni del presidente americano è la volontà di mettere sullo stesso livello il messaggio evangelico con le sue strategie politiche. In questo vediamo una vera e propria strumentalizzazione del Vangelo, che è tipica di ogni sovranismo ed è tipica di ogni totalitarismo. È quello che accade in Russia quando si invoca il Vangelo per affermare la liceità della guerra verso l'Ucraina. È quello che tante volte
ha fatto lo stesso Trump, invocando la benedizione di gruppi evangelici sul suo intervento. È quello che accade anche nell'Islam, quando si prende il Corano come un'arma e non come invece una via che potrebbe portare anche al dialogo. Allora, ciò da cui dobbiamo tutti quanti essere in guardia è proprio la strumentalizzazione della religione per un fine politico. La religione è molto di più e il Vangelo a tutti quanti invita a seguire una strada che è quella della pace e della negoziazione. Papa Leone ha iniziato il suo pontificato l'8 maggio dello scorso anno con le parole «La pace sia con voi», l'annuncio del risorto. E il messaggio evangelico proprio in questi giorni di Pasqua è quello che risuona nel giardino del Getsemani quando Gesù invita a deporre la spada. Chi di spada ferisce, di spada perisce, è diventato anche un modo di dire del linguaggio universale. Per il Vangelo non c'è altra strada che quella della pace, una strada percorsa dal dialogo, dalla negoziazione. E se questo appare debolezza nei confronti del mondo, sappiamo invece che porta frutti. E la storia di questi 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella quale l'Europa stessa ha cercato delle vie per arrivare al dialogo, per mantenere la pace al proprio interno e con il resto del mondo. Dispiace che molti abbiano ascoltato la sirena pervasiva di questo presidente che ha usato parole arroganti verso un paese come la Groenlandia, che ha usato parole che non possono essere condivise sul modo come si sta impiantando la pace a Gaza, richiama tanto quell'espressione dello scrittore latino Tacito: fanno il deserto e lo chiamano pace, ubi solitudinem paciunt appellant pacem. No, la pace è altro, la pace è vita, la pace è convivialità, la pace è un modo di vivere in cui tutti i popoli hanno diritto di parola. Non possiamo veder fallire il multilateralismo. La Chiesa, con la sua dottrina sociale, indica un'altra strada. Da Benedetto XV, che ho citato nel mio messaggio fino ad oggi. E c'è una caratteristica: anche Benedetto XV non fu ascoltato né dal Presidente degli Stati Uniti né dagli altri popoli belligeranti. I risultati sono stati non solo una penosa fine della Prima Guerra Mondiale, ma anche una Seconda Guerra. Allora, io la ringrazio moltissimo per aver voluto portare queste parole anche a Buongiorno Sicilia, al nostro pubblico. D'altra parte lei ha detto una serie di parole chiave, no? Il dialogo, mi sembra che qua ci siano margini oggettivamente, insomma, per il dialogo, ma certamente allarga il cuore osservare lo sdegno del mondo rispetto a quanto è accaduto, ma anche il sostegno di tutte le religioni. Questo è stato un fatto molto importante. Anche l'imam di Catania abbraccia nel sostegno Papa Leone, e quindi insomma raccontiamo anche di queste cose che fanno sicuramente meglio al cuore. Grazie Monsignor Grazie Renna. per questo servizio. Grazie davvero. Noi cambiamo decisamente pagina e do il benvenuto al neo presidente della Camera Penale di Catania, l'avvocato Corrado Tamburino. Tommaso Tamburino, ben trovato. Piccolo, come dire, lapsus freudiano, mettiamola così. Ben trovata. Ben Grazie. Allora, neoeletto, e certamente un'elezione ha sempre un grande significato, significa che molti hanno fiducia, che mettono nelle mani di un collega un percorso che è sempre un po' un punto di ripartenza, così anche nel vostro caso. Sì, noi abbiamo avuto una bellissima elezione a Catania, partecipata, diciamo che tutti gli iscritti alla Camera Penale hanno partecipato e con una larga maggioranza ha vinto il mio direttivo, in una fase molto delicata della nostra professione, una fase in cui dobbiamo in tutti i modi riportare la nostra professione di avvocato penalisti a quello che era il prestigio degli anni passati.
avvocati, quindi l'aggiornamento da parte dei giovani colleghi e soprattutto nell'ultimo periodo quello che oggi è probabilmente al primo punto del nostro programma, e cioè quello di ricucire i rapporti con la magistratura, rapporti che purtroppo sono oggi molto tesi a seguito della campagna referendaria che è stata anche eccessivamente violenta tra noi e i magistrati, probabilmente non tanto a livello locale quanto a livello nazionale. Ecco, ma questa ricucitura attraverso cosa passa? Allora, il sistema giustizia impone che il rapporto tra avvocati e magistrati sia un rapporto sereno e di reciproca collaborazione. Noi sempre affermiamo che la sentenza giusta proviene da un dibattimento lungo, articolato, ma nelle quali le due parti, accusa e difesa, si devono incontrare in modo sereno per arrivare a quello che è l'obiettivo della sentenza giusta. Nel momento in cui, come purtroppo è avvenuto, c'è stato uno scontro tra essenzialmente la NM, che è il sindacato dei magistrati, e l'Unione Camere Penali, che è l'organismo nazionale di cui faccio parte io, diciamo, localmente, è chiaro che tutto questo può creare conflitti che non fanno bene. Devo dire che Catania al solito è un'isola felice, paradossalmente. Noi qui non abbiamo avuto scontri con i magistrati, abbiamo avuto dibattiti, abbiamo sostenuto il sì, ma a livello nazionale questo è avvenuto. Quindi da domani ci dovremmo incontrare con i vertici della magistratura per dialogare, con l'obiettivo di realizzare il giusto processo, un processo che si svolge davanti a un giudice terzo ed imparziale. Insomma, le prospettive ci sono, però, sì, giusto? sì, Perché sì. si parlava prima di dialogo, quando un dialogo si imposta nell'ottica della correttezza, ma anche dello stato di fatto, no? La situazione è questa, il referendum ha dato un esito e adesso ci si regola di conseguenza. Allora, per noi, come lei sa, noi abbiamo sostenuto il sì in modo molto forte, siamo usciti sconfitti da questo referendum e riteniamo che sia stata persa un'occasione unica, però lasciando stare l'esito, perché comunque i cittadini hanno votato e bisogna accettare l'esito referendario, io che sono un eterno ottimista, vedo aspetti positivi anche nella vittoria del no, perché comunque il problema giustizia è stato evidenziato a livello nazionale, i cittadini oggi si interrogano su argomenti che prima sconoscevano e questo fa bene a tutti. Allora, naturalmente nel progetto, nel programma c'è, leggevo, qualcosa che riguarda la garanzia di una certa continuità, quindi è chiaro che non si spazza via il pregresso, ma si prende il buono di quello che c'era e nello stesso tempo ci si in qualche modo lega all'idea di rinvigorire, di dare maggiore forza proprio al ruolo, no, del difensore penale. Perché è appannato? Che cosa avete sentito? Allora, noi subentriamo al vecchio direttivo con il presidente Antille, che ha fatto un grandissimo lavoro e siamo nell'ottica della continuità dell'attività svolta da Antille. L'obiettivo è ristabilire il prestigio della professione. Non a caso la nostra Camera Penale è intitolata a Serafino Famà, vittima della mafia, ma comunque grandissimo avvocato, grandissimo professionista. E noi a Catania abbiamo avuto grandissimi professionisti nel passato. E io che ormai ho fatto i miei 30 anni di iscrizione all'albo, posso dire di avere visto 30 anni fa i grandi avvocati. Lo vuole ricordare qualcuno? Ma quelli che sono recentemente venuti meno, i grandi Siracusano, Seminara, Trantino, e poi quelli che ancora sono in vita, Ziccone, e insomma sono una grandi scuola, Galati, diciamo così, una grande scuola. Io sono cresciuto osservando questi grandissimi avvocati. Non che questo oggi non ci sia più, ci mancherebbe altro. Catania è sempre un foro di altissimo livello, però i giovani devono crescere con l'obiettivo di raggiungere quei grandissimi avvocati. Io ritengo che la professione dell'avvocato penalista sia una delle più belle professioni in assoluto, io l'ho sempre amata, però è una professione difficile, complicata, in cui tra di noi dobbiamo avere un corporativismo che a volte ci viene a mancare. Quindi la Camera Penale forte, autorevole in ciascuna città è importante perché si arrivi a questi risultati. Allora, il rapporto con la magistratura, l'autorevolezza, no? della figura dell'avvocato penalista, però per arrivare a diventarlo si studia, ci sono le università, ci sono chiaramente dei momenti di grande formazione. Secondo lei c'è un qualcosa in questo percorso, no? Da quando si comincia fino a quando si matura un sogno, quello di fare quel mestiere? C'è secondo lei qualcosa che si può
inserire per migliorare anche la qualità professionale? Allora, come tutte le libere professioni, leggevo, è una fase di crisi. Sì. Pensiamo soltanto alla circostanza che quando feci gli esami io di avvocato eravamo 1300, quest'anno sono stati solo 300. È chiaro che non ha più quella PIL che aveva forse alcuni anni fa. Quindi c'è una minore richiesta. E c'è una minore richiesta, ma questo paradossalmente non è un male, ma è un bene. Perché stiamo negli anni riducendo il numero di avvocati, che è arrivato in una fase storica particolare a livelli eccessivi, perché nel periodo in cui non vi sono stati più concorsi l'unica possibilità per i laureati in legge era quella paradossalmente di fare la libera professione. Ora sono ripartiti i concorsi e l'avvocato lo fa soltanto chi ha questo grande obiettivo, non chi non avendo altro da fare decide di iscriversi in un albo. Perché? Perché non basta la grande passione, deve anche avere la possibilità di ad esempio lavorare per anni senza avere all'inizio almeno dei ritorni economici che sono incompatibili con l'inizio della professione. Bisogna sapere attendere. Sono incompatibili? Bisogna sapere attendere. Senta, ma una dote essenziale, molto spesso si dice all'oratoria, no? Ma un'oratoria deve essere sempre affiancata però da una somma di grandi competenze. Diciamo noi avvocati valiamo in base a quella che è la nostra storia, in base a quello che è il nostro costrutto e quello che noi riusciamo a sostenere in udienza senza mai sostenere l'insostenibile. Quindi diciamo l'autorevolezza di un avvocato proviene anche dal fatto di affermare verità che il giudice condivide e non andando a fare voli pindarici cercando di ottenere obiettivi che non possiamo realizzare. Senta, questa spettacolarizzazione, no, della professione che assistiamo sistematicamente con una voracità, tra l'altro, no, del telespettatore rispetto ai grandi casi di cronaca, fanno bene o fanno male alla sua categoria? Ha toccato il punto. È chiaro che fanno malissimo e noi assistiamo a dei talk show in cui avvocati quotidianamente vengono a fare le star e questo è contrario ad ogni regola deontologica, la nostra immagine viene clamorosamente offuscata, parliamo di vicende processuali, di strategie difensive che non devono essere spiattellate, ci sono un sacco di procedimenti disciplinari in Italia proprio per colpire questi avvocati, non c'è dubbio che quando io parlo di ristabilire il decoro, la dignità della professione, mi riferisco proprio a quegli esempi che sono assolutamente negativi. Sai, io nel nostro ambito territoriale, no, molto spesso anche qua, insomma, è come voi vi siete ritrovati a gestire casi molto importanti, mediaticamente rilevanti e abbiamo bussato tante volte a delle porte anche alla sua e devo dire che io penso che quando c'è quella ritrosia, no, da parte del legale, forse bisognerebbe sempre apprezzare e rispettare, no? Lei si è trovato più volte nella condizione di dire un momento, tentato a dire, ma frenato da una forma, diciamo, di legame con la deontologia. Esattamente, assolutamente sì, io faccio parte anche del Consiglio di Istruttoria di Disciplina e nel giudicare i colleghi vi è una normativa deontologica che proprio disciplina la modalità di confronto e di dialogo tra il difensore e il giornalista, per cui è chiaro che il difensore può e a volte addirittura deve interfacciarsi con il giornalista, ma con dei limiti, non deve utilizzare lo strumento televisivo come palcoscenico personale, certo. Ma a volte è utile ristabilire la verità, tutelare gli interessi del proprio assistito anche mediaticamente, ma senza andare oltre. Quindi insomma è anche importante una corretta comunicazione proprio per evitare la comunicazione di fatti assolutamente fuori dalla realtà. Vede, no? se posso permettermi di dire l'ultima cosa, da questo punto di vista è fondamentale per la nostra professione quello che noi definiamo il mastro, cioè ognuno di noi ha avuto un maestro e in base a quel tipo di maestro siamo cresciuti. Noi osserviamo l'avvocato più anziano come nelle modalità in cui si comporta e non sono cose che si insegnano all'università. E il bravo maestro è fondamentale per apprendere tutti i modi di comportarsi, tra cui anche il modo di rapportarsi col giornalista. La meraviglia del bravo maestro in tutte davvero le professioni. Prossimo step, c'è un'iniziativa, c'è qualcosa che state preparando? E allora noi, siccome abbiamo avuto un riscontro importante dei nostri colleghi che ci hanno dato quasi l'80%
l'80% delle preferenze, ci sentiamo in dovere di rispondere a questa grande fiducia che ci è stata data, proprio con tutta una serie di iniziative, ne abbiamo già in cantiere e dobbiamo adoperarci. Salutiamo anche il suo vicepresidente, avvocato Indelicato, Attilio Indelicato, e tutti ovviamente i componenti. No? Se mi posso permettere, li posso menzionare velocissimo tutti. perché siamo già fuori di tempo. Stefania Laporta, Gisella Coco, Salvo Cannata, Andrea Peluso e Vito Di Stefano. Grazie avvocato Tommaso Tamburino per essere stato con noi. Noi cambiamo pagina adesso, un'altra pagina importantissima, però prima andiamo a vedere che tempo sarà. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì rimane attiva una zona di bassa pressione sull'Italia, responsabile di fenomeni specialmente al centro-nord, ma qualcosa poi nella seconda parte arriverà anche al sud Italia. E dunque inizialmente in Sicilia prevarrà il sole con cielo poco nuvoloso. Questa perturbazione poi nella seconda parte del giorno coinvolgerà l'isola, ma non tutta, specialmente il settore centro-occidentale con rovesci diffusi e temporali localmente intensi. Le temperature massime diurne resteranno tutto sommato ancora gradevoli. E per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, il contesto sarà tutto sommato variabile, alternanza tra sole e nuvole, ma avremo anche qualche precipitazione a macchia di leopardo. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, localmente però saranno anche in lieve calo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. Sì. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione, lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione, con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Ed eccoci tornati in studio. Buongiorno Sicilia, dà il benvenuto. Partiamo da chi è qui vicino a me, a Fabio Brogna, direttore dell'unità operativa complessa del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche dell'ASP di Catania. Buongiorno. E poi buongiorno al dottore Carmelo Florio, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Catania. Ben trovati. Siete reduci da una giornata di presentazione di un'altra delle tante iniziative dell'ASP di Catania, che non si ferma mai nell'idea e nel concetto che bisogna capillarmente arrivare sul territorio laddove i problemi ci sono. In questo caso parliamo delle dipendenze che sono di varia natura. Che cosa è accaduto ieri, dottore Florio? Ci siamo incontrati, se ricordate, qualche mese fa, quando abbiamo attivato e aperto il centro di pronta accoglienza qui a Catania. Grande sforzo organizzativo. Stiamo realizzando e possiamo dire al 90% di questa progettualità, quest'altro tassello importante di questo nodo della rete, che parla in termini di prossimità, di comunità, di vicinanza e anche di interventi precoci. E ieri abbiamo in Piazza Università presentato alla città, e quando dico la città non dico soltanto Catania, ma alle comunità che insistono nella città metropolitana, queste due unità mobili colorate che hanno secondo me un bel appeal, e che hanno questa funzione prevista dalla norma regionale, che è la legge 26 del 2024, che individua nella prossimità e in tutto quello che si muove all'interno della prossimità, quindi al raggiungere ed incrociare, per così dire, i territori laddove c'è il bisogno, e quindi nelle piazze. Oggi, più tardi, il dottore Brogna e i suoi colleghi e i colleghi delle dipendenze patologiche saranno per esempio a Palagonia, e domani saranno ancora a Mister Bianco. Noi stiamo vedendo le unità mobili che abbiamo raccontato anche ieri nei nostri telegiornali, colorate, ma naturalmente hanno dentro quel luogo c'è una multidisciplinarità che permette naturalmente di cogliere un problema, come si diceva, sul territorio. Esiste una strada
un'altra strada, una strada diversa, no? Da quella della strada della disperazione. Sono due, ma è già qualcosa, no, dottore Florio? Sono due, è già qualcosa, e sono il risultato di uno sforzo veramente molto molto corale, che ha visto l'unità operativa naturalmente complessa delle dipendenze patologiche. Ringrazio il dottore Brogna, ma con lui ringrazio tutto il suo gruppo, perché mettere insieme e realizzare questo mi lascia immaginare che è il punto di arrivo di un percorso organizzativo, amministrativo veramente difficile, che ha impegnato tutte le strutture dell'ASP di Catania, che desidero ringraziare, in testa naturalmente la direzione strategica. Significa reperire anche professionalità, formarle, io questo certo. lo voglio sottolineare, perché questa fase è stata una fase preparatoria, perché l'incontro, cioè il primo contatto, l'accoglienza, è il primo step. Vedete che il logo è molto colorato, esiste una strada diversa, non è soltanto una frase buttata lì, è una frase pensata, c'è appunto un ragionamento anche tecnico rispetto a questo, e quindi questo è il punto di arrivo, ma è anche il punto di partenza. Assolutamente. Dottore Brogna, allora circa 7.000 pazienti in carico, e questo significa che ce ne saranno più che altrettanti che hanno bisogno di essere presi in carico. Come viene diversificata la tipologia di questi pazienti? Chi sono questi pazienti? Allora, le dipendenze patologiche è risaputo che vi sono dipendenze da sostanze stupefacenti, dipendenze da sostanze legali, quindi alcol e tabacco, e poi dipendenze comportamentali, gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, sex addiction ed altre. Le unità mobili sono rivolte a tutte le dipendenze, ma con un particolare e specifico intervento per quanto riguarda le droghe da strada, perché le unità mobili hanno questa mission, cioè quella della prossimità, come diceva il dottore Florio, andare a reclutare i soggetti, quindi la marginalità, i soggetti nelle zone di spaccio, nei luoghi di divertimento giovanile, laddove girano le sostanze, andare a reclutare i soggetti che attraversano dei momenti di difficoltà. Quindi non svolgono soltanto un'azione di prevenzione, cioè le buone prassi, così comunicare i comportamenti positivi da effettuare, ma fanno proprio un'azione diretta anche per coloro che per esempio hanno dei momenti di malessere, una funzione di orientamento. Stabiliscono gli operatori che sono professionalizzati, perché a bordo delle unità mobili ci sono anche degli psichiatri, ci sono degli psicologi, psicoterapeuti, ci sono degli educatori, assistenti sociali e infermieri professionali, quindi persone che conoscono il mestiere, che vengono formati appositamente per questo, quindi per agganciare precocemente i soggetti che fanno uso di sostanze. Noi sappiamo che quanto più precocemente si affronta una dipendenza, ma una patologia in genere, quanto migliori saranno i risultati poi. Ok, allora io però vorrei cercare di mettermi nei panni dell'utente, no? Tipo, noi vediamo queste meraviglie e diciamo, ma dove girano, quando girano, si possono chiamare, hanno dei percorsi già stabiliti, come funziona? Allora, il mio capo dipartimento ha annunciato una serie di azioni che abbiamo fatto, no? Il CPA, le unità mobili, nasceranno anche i drop-in, saranno i comuni ad avviarli, e la rete diffusa provinciale delle dipendenze patologiche. Sono tutte azioni contenute in questa nuova legge dell'ottobre 2024 che, se vogliamo, ha un'azione sperimentale, perché lei deve pensare che il CPA è secondo solo a quello di Palermo. In Italia non ci sono altri CPA. E anche l'attività delle unità mobili, ma come anche, dico, le equip integrate multidisciplinari che ci saranno per le carceri e la rete provinciale diffusa, sono tutte azioni innovative e sperimentali. Ma possiamo chiamarli quindi in causa? Certo, se lei si collega sul sito aziendale già ci sono tutti i riferimenti, il calendario, i posti dove andranno a girare le unità mobili, ma poi questo ce lo dirà lo stesso territorio.
gli stessi sindaci dei comuni. Lei pensi che in questa prima fase, durante il calendario di aprile-maggio, sono coinvolti ben 12 comuni, comprendendo quello di Catania su 58, ma anche gli altri sindaci si sono fatti avanti per diciamo, calendarizzare degli interventi, perché chi meglio del primo cittadino non conosce esattamente il proprio territorio. Dottore Florio, il compito è sempre forse più difficile, no? Perché soprattutto per quanto concerne le dipendenze da droghe, quelle cambiano continuamente, creano nuove situazioni di allarme. Avete notato una preponderanza di necessità di assistenza, per esempio, di persone in crisi per il crack piuttosto che per altre droghe? Qual è il fenomeno emergente? Ma il dato preoccupante ed emergente è un po' quello che diceva il dottore Brogna. Noi vediamo soltanto la punta dell'iceberg, esatto. C'è un sommerso e in fondo, se vogliamo, anche questo disegno normativo nell'individuare non soltanto le unità mobili, che sono certamente veicolo di informazioni. Io vi ringrazio perché la comunicazione è in questo momento la cosa più importante. Sarebbe uno spreco se questo camper, se attorno a questo camper non ci fosse attenzione, curiosità, sensibilizzazione. Il ragionamento è quello della forte integrazione con i territori. Nei mesi precedenti il dottor Brogna e i suoi colleghi hanno incontrato i sindaci, hanno girato nelle parrocchie, cioè il senso di questo cambiamento è creare collegamento con le comunità e quindi con le parrocchie, con le scuole. Questo fenomeno purtroppo impatta con la popolazione giovanile, con i soggetti in età adolescenziale e ci sono delle ragioni. Una cosa che vorrei sottolineare è l'aspetto della discrezione, dell'anonimato, certo. Perché a volte i servizi per le dipendenze patologiche scontano ancora, ahimè questo è un problema anche dei servizi di salute mentale più in generale, il tema del pregiudizio, dello stigma. E quindi questo serve anche, aggiungo, l'informazione, la comunicazione, ma anche delle azioni di screening, no? E questo è importante perché diventa un po' come nella prevenzione, i camper che si muovono attorno al tema della prevenzione. Questo è prevenzione ed è anche un passo oltre, un passo verso. Allora abbiamo veramente pochissimi secondi, tanto sommerso, voi volete assolutamente andare a smuovere, a scandagliare anche quel sommerso, quello che non si fa aiutare, che forse non vuole farsi aiutare. Che cosa si può fare partendo dalle famiglie, per esempio? Possiamo dare un monito, un input Le particolare? Famiglie già sono entrate a far parte, alcune associazioni familiari, ma il terzo settore in generale, a far parte della rete. Noi, l'ASP di Catania, io intendo chi non vuole, chi sappiamo che avere un problema in casa. Chi non vuole, diciamo, ci sono sul territorio, ritornando agli utenti, lei parlava di sostanze, no? Le sostanze in questo momento sono cocaina, crack, anfetamine, metanfetamine, quelle che danno più problemi, e cannabinoidi sintetici. Gli operatori hanno delle tecniche di aggancio particolare col colloquio motivazionale, senza essere diciamo così invasivi, lasciando la possibilità all'utente di scegliere, ma sicuramente offrono delle opportunità e una porta girevole tra i CERT, le unità mobili, i drop-in e il CPA per l'utente, che può essere assistito in qualunque momento lui decida di farsi aiutare. Bene, allora dobbiamo chiudere, abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, ma tornerete, lo spero, per raccontarci anche come procede questa nuova avventura di questi mezzi che sono davvero colorati e con delle, come dire, con delle frasi emblematiche che raccontano tutto quello che è l'impegno dell'ASP di Catania e di tutti voi che ci lavorate con grande amore. Grazie dottore Florio, grazie dottore Brogna. Noi ci fermiamo e poi andiamo a Messina, cambiamo decisamente pagina. Tornati a Buongiorno Sicilia, ve l'avevo detto, andiamo adesso in collegamento con Messina, andiamo da Francesco Triolo per raccontarci come dire, un incentivo di bellezza in questo viale San Martino così importante per la città e per i suoi commercianti. A te Francesco e al tuo ospite.
Buongiorno Roberto, accanto a me Alessandro Allegra, il direttore di Confimprenditori di Messina e oggi abbiamo deciso di portarvi nel cuore commerciale di Messina, nel centro del Viale San Martino, perché abbiamo dato anche noi notizia, se ricordi, in qualche giornale di Messina che è stata è entrata in una classifica particolare, quella delle città più felici del mondo, al 158esimo posto, la sesta città in Italia, ma vi raccontiamo anche come sta cambiando Messina, non è roba da poco. Oggi vi facciamo vedere il Viale San Martino con la nuova isola pedonale che ha spazzato via le auto dal centro. Poi vi porteremo giovedì alla nuova fiera con il nuovo parco che sta sorgendo proprio davanti alla Madonnina in riva allo Stretto. Intanto con Alessandro Allegra vi spieghiamo cosa sta succedendo qui, perché questa isola pedonale è nata con una sorta di ritrosia da parte degli imprenditori che avevano qui le attività, e invece adesso anche vedete l'aspetto che ha, è diventato un punto di riferimento per gli imprenditori. Alessandro, si è partiti un pochino in sordina con tante proteste, e invece adesso Messina si ritrova un fiore all'occhiello, un nuovo luogo d'incontro. Sì, è vero Francesco, come tutti i cambiamenti fanno sempre paura. Gli imprenditori chiaramente nel momento in cui hanno subito in qualche modo le scelte delle amministrazioni precedenti, che hanno chiaramente creato un movimento diverso, nuovo chiaramente, creando questa città in movimento, creando questa città in movimento, è una città che in questo momento è in un work in progress, e gli imprenditori chiaramente hanno da un lato paura, perché ricordo a me stesso che financo cambiare casa, fare un trasloco fa paura per la zona, e invece l'imprenditore, qual è la caratteristica dell'imprenditore? Proprio reinventarsi, capire realmente quali sono le esigenze, e quindi il Viale San Martino, l'isola pedonale, una nuova pedonalizzazione, un nuovo decoro. Quindi crea anche abbellimento, crea anche interesse presso i cittadini, magari non per tutti. Sappiamo bene che dalle nostre latitudini abbiamo il problema dei parcheggi, e quindi ecco anche lì cambiare questa mentalità, educarci a questo. Tempo fa Alessandro Allega mi raccontava come il titolare di un'attività di bar in questa zona, che era stato costretto a chiudere per i lavori, però non lo guardava più come una limitazione, ma Roberta come una opportunità. Sì, assolutamente, perché appunto l'imprenditore in questione mi diceva: una volta che vengono finiti i lavori io potrò abbellire con un decor, con evidentemente delle attrezzature idonee che potranno svilupparsi per il mio locale, e quindi creare appunto quel quid in più che in questo momento non ho. Quindi viva Dio che fanno quest'isola pedonale. Questo è il tratto che conduce sino a Piazza Cheroli. Ci stiamo facendo una passeggiata stamattina con Alessandro Allegra, e anche Piazza Cheroli sarà interessata da questa sorta di ristrutturazione, restyling del centro storico, perché se vedete in lontananza c'è quella famosa griglia, quella struttura in ferro che per i messinesi ormai da anni denominano la tariglia, perché sostanzialmente non serve a nulla, doveva essere una sorta di porta sul mare, ma non ha mai avuto quell'appeal che si sperava all'inizio, e quindi quella verrà eliminata, verrà tolta, e insieme si proseguirà lungo il Viale San Martino, oltre Piazza Cheroli, per arrivare sino all'ex dogana. Ve l'abbiamo raccontato anche questo durante i nostri telegiornali, l'ex dogana che diventerà una sorta di mercato al coperto dedicato ai croceristi, ai turisti, ma anche ai messinesi, con una terrazza panoramica. Cioè Messina è una città in questo momento in grande evoluzione. Assolutamente sì, come dicevo poc'anzi, quindi una città in movimento, e questo è importante perché chi si ferma è perduto, come si suol dire, e quindi questo movimento crea curiosità, crea interesse, crea, stuzzica in qualche modo gli imprenditori a sviluppare qualcosa. È cambiato il mondo del mercato, è chiaro, l'online, possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma il mondo non soltanto a Messina, il mondo del commercio è cambiato, quindi tutti gli imprenditori oggi, tutti i commercianti, gli artigiani che siano, tutti si stanno e si devono evidentemente adeguare a quello che sono i tempi di questo anche un modo di vivere un po' più slow. Assolutamente, più leggero, più slow. Allora,
Francesco, tu vedi, ecco, noi abbiamo fatto questa parte del viale, no? Sembra di non aver fatto quasi nulla come strada, però abbiamo fatto un bel pezzo. Forse Francesco, 400 scusami, metri. Francesco, mi senti? Non abbiamo attraversato Dimmi, la strada. dimmi. Allora, io devo interrompervi purtroppo perché siamo al limite massimo consentito, però devo dire che abbiamo tratto da questo collegamento l'idea che se vogliamo venirci a fare due passi in serenità, respirando un'aria buona, senza auto, possiamo venire al Viale San Martino a Messina. Certo è vero, le auto da qualche parte bisognerà metterle, di questo poi magari parleremo, cambio di mentalità, per quanto si voglia, quello è fondamentale. E magari, chissà, ci racconterete un Viale San Martino che mostra l'apertura di nuovi locali, punti di ristoro ancora più interessanti. Insomma, è una costruzione a vantaggio ovviamente dello stare bene in città, per cui complimenti naturalmente anche al commerciante che accetta bene questa cosa, perché non è consueto, e io devo purtroppo congedarmi da voi. Francesco, grazie. Un saluto. Grazie, Buon lavoro, grazie a te e al tuo ospite. Andiamo subito a vedere le stelle. Marco Amato, buongiorno. Andremo a passeggiare al Viale San Martino. Che ne dici? Insomma, tutti insieme di Buongiorno e di Buongiorno Sicilia. Che ne pensi? Una bella Con passeggiata. immenso piacere. Del Allora. resto, vengo da... Allora, mio amico velocista, a te. Dunque, allora, oggi vi parlo di un caso molto interessante, ovvero Britney Spears. Parlavamo poco fa appunto di speranza, di accoglienza, di ascolto, del trovare una strada dove per il linguaggio astrologico un po' deragliare è un po' fidato al mare, quindi più che una strada, una navigazione. È proprio Nettuno il pianeta che riguarda un po' una serie di aberrazioni in cui magari nell'onirico, nel sogno, nell'immaginario si possono tradurre poi in dei comportamenti un pochino devianti per la psiche o comunque con dei vizi, delle dipendenze ricorrenti. Uno dei segni zodiacali di Nettuno, oltre ai pesci, è il Sagittario. Il Sagittario è un segno zodiacale positivo, è assolutamente istintivo, di fuoco, ama sperimentare di tutti, ed è proprio il segno zodiacale di Britney Spears. Britney Spears ha fatto parlare di sé proprio perché ha deciso volontariamente di entrare in cura e di rimediare un po' a tutta una serie di sue dipendenze che l'hanno portata anche ultimamente a essere multata per guida in stato di ebbrezza. Per cui tutti i pianeti collaborano per questa faccenda, anche se nell'ultimo anno Giove è stato ostile, il pianeta del Sagittario, quindi decisamente interessante la ripresa che prevede tutta la compagine planetaria in Ariete, quindi facciamo i migliori auguri a Britney Spears che presto tornerà a splendere. Si può sempre trovare una strada o una rotta nel mare, in bocca al lupo a tutti. Allora, oggi dolcissima luna in pesci, quindi Ariete bene con Marte che vi corrobora, Toro con una bella Venere e una luna compatibile, più belli di così e fascinosi oggi non potete. Gemelli, una parola in meno è un consiglio, non un avvertimento. Cancro, luna di Trigono per voi ottima oggi, risistemate qualcosa. Leone, ottimo il cielo zodiacale per voi che si avvale di un Marte più passionale, più istintivo e soprattutto più forte nel prendere decisioni. Vergine, la luna oggi vi obbliga a sistemare le cose, a metterle in prospettiva, ma siete soddisfatti di come la natura sentimentale progredisce nelle vostre vite. Bilancia, per voi oggi è un pochino complicato dover dire di no, ma dovrete. Scorpione, assolutamente ottima la luna di Trigono che vi fa passionali, intensi e innamorati. Sagittario, momento di ripresa appunto per voi, come dicevamo, con Nettuno e Marte che affondano l'analisi proprio dentro il mare magnum della psiche, quindi forza Sagittario. Capricorno, per voi oggi una luna molto chiacchierina e comunicativa, vorrete delle spiegazioni. Acquario, per voi oggi è tutto bello, soprattutto perché riuscirete a mettere insieme delle soluzioni che vi aiuteranno anche a investire economicamente. Pesci, luna nei vostri gradi zodiacali oggi vi rende protagonisti, Mercurio è ancora con voi, quindi oggi dolcissime parole. Detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Roberta cara e buongiorno Sicilia. Grazie a te, e subito con Emanuela Corsi in Dulcis in Fundo.
Dai. Allora, siamo sulla stampa di oggi, vediamo una foto che è stata scattata durante l'ultima missione sulla Luna, Artemis 2, ecco, mentre la navicella Orion avanzava verso la Luna, i 4 astronauti hanno scattato questa foto qui, 2026, si vede un quarto di terra, un'immagine del pianeta parzialmente oscurato dalla Luna. La foto è stata scattata il 6 aprile dalla finestrino appunto dell'ultima missione dalla navicella Orion, ma oggi la stampa fa vedere altre 2 foto iconiche della Terra. Siamo nel 1968, vediamo l'alba della Terra. Prima foto a colori appunto del nostro pianeta dall'orizzonte di un altro mondo. L'autore è l'astronauta di Apollo 8 William Anders. E poi nel 1972 si vede una Terra in pieno, ecco, la biglia blu. La foto è stata scattata il 7 dicembre del 72 nell'ultima missione Apollo, era la 17ª e una delle poche proprio a riprendere il nostro pianeta totalmente illuminato. Grazie Emanuela e grazie a tutti voi per averci seguito. Buongiorno Sicilia torna domattina alle 8.